da preservare, magari da risparmiare per non andare in galera, da risparmiarsi qualche anno di galera. Noi a tutti i candidati abbiamo chiesto non solo il certificato elettorale, ma anche il certificato penale. Noi abbiamo messo al primo posto lo sviluppo e l'occupazione al sud, con particolare riferimento alla piccola e media impresa del sud e della Sicilia, proprio per permettere alle realtà locali di implementare le proprie potenzialità con incentivi e risorse sul piano degli sgravi fiscali, sul piano della riduzione del costo del lavoro, sul piano della valutazione indipendente della meritocrazia. Noi ci siamo impegnati tutti i giorni per la lotta alla casta, ai costi della politica, alla mala politica. Insomma, al di là dei programmi che in alcune parti possono apparire uguali, noi dell'Italia dei Valori crediamo che si debba tener conto anche della credibilità delle persone. Allora io credo che in questo momento ci sia necessità nel Sud in generale e in particolare in Italia in generale di un ricambio generazionale della classe politica, quantomeno per permettere che in Parlamento ci possano andare quelli che hanno più qualcosa da dire nell'interesse della collettività.